Titolare di un bed and breakfast di Silea, minacciata con un coltello e rapinata da un cliente marocchino arrestato dai carabinieri, l'uomo l'ha costretta a prelevare denaro al bancomat. L'accoltellamento all'ex caserma Serena infiamma il dibattito politico. Mario Conte lancia alla prefettura l'idea di un patto sociale. La sindaca di Casier, per colpa di pochi, si penalizza il grande lavoro fatto. Spaccio diffuso tra ex ed attuali richiedenti asilo. La polizia locale di Treviso ha arrestato un grossista della droga che riforniva i pusher del centro, base un appartamento a San Liberale. Quanto guadagnano i trevigiani? Studio della CGIL sulla base dei redditi dichiarati nel 2016. Tra tanti poveri e pochi paperoni si cela anche il fenomeno dell'evasione. Rapporto sul turismo in Veneto nel 2017, Marca Trevigiana in vetta alla classifica con una crescita del 12%, merito soprattutto di un turismo slow e dell'enogastronomia. Continua la campagna di Antenna 3 per salvare le mura di Castelfranco, in tanti stanno rispondendo all'appello, intanto riapre una torre restaurata con i fondi del comune. Presentata a Vittorio Veneto l'esercitazione di protezione civile organizzata dal terzo raggruppamento Alpini, una sorta di prova generale della Dunata Triveneta delle Penne Nere fissata a metà giugno. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura per un'ora in balia di un rapinatore armato di coltello, vittima la titolare di un bed and breakfast di Silea. Il sindaco Rossella Cendrone è andata a trovarla oggi per portarle la solidarietà dell'amministrazione comunale. Sentiamo. Rapinata da un ospite del suo B&B, un giovane marocchino di 29 anni senza dimora, da qualche giorno in prova in una pizzeria vicina. Vittima la titolare di una struttura ricettiva di via Belvedere a Canton di Silea, dove si sono svolti i fatti. Poco dopo le 12:30 il nordafricano, brandendo un coltello preso in cucina, le ha intimato di consegnargli il denaro che aveva con sé. La 34enne aveva in tasca solo 50 euro, ma il rapinatore non ha voluto sentire ragioni e ha obbligato la vittima a salire in macchina e a raggiungere uno sportello bancomat di Roncade da dove prelevare altri 150 euro. Era insospettabile proprio anche perché ospite della struttura e quindi probabilmente ci sono anche altre questioni che hanno causato il cambio di carattere e di finalità di questo ragazzo, proprio anche per l'uso probabilmente di sostanze o alcol. La titolare del B&B ha mantenuto il sangue freddo, riuscendo a chiamare il 112. Ne è scaturita una caccia all'uomo di cui è stata testimone, senza sapere che il fatto si riferisse al suo territorio, il sindaco di Silea, Rossella Cendron. Mi trovavo a Preganziol nell'orario appunto in cui c'è stato l'inseguimento da parte delle forze dell'ordine e chiaramente mi sono un po' stupita di questo e del numero di auto e di moto che seguiva appunto la direzione Interraglio, e mai avrei pensato che si collegasse a un episodio successo qua nel territorio di Silea. Il 29enne, che ha tenuto per un'ora la sua vittima sotto la minaccia del coltello, si è fatto lasciare proprio a Preganziol, dove è stato poi rintracciato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di rapina aggravata. Rinchiuso in carcere a Santabona, è in attesa dell'interrogatorio di convalida. Ed ora l'accoltellamento tra i profughi ieri all'ex caserma Serena di Casier. Mi dispiace perché per colpa di pochi si rovina il lavoro fatto finora, dice il sindaco Giuriati. Intanto tra i cittadini cresce la preoccupazione. E mi dispiace molto che appunto per qualche persona che ancora non ha capito che stare qua bisogna rispettare le leggi, le nostre leggi, e quindi come tutti, vada a penalizzare un lavoro che da 3 anni stiamo portando avanti assieme a chi sta gestendo direi in maniera davvero notevole. Così il sindaco di Casier, Miriam Giuriati, commentando l'accoltellamento avvenuto ieri all'interno dell'ex caserma Serena ai confini tra Treviso ed Ossonna. Vittima e aggressore 2 ospiti della struttura. La causa della violenta lite, quasi 1 chilo di droga che i 2 si contendevano. Così, spiega la prima cittadina di Casier, si rovina il grande lavoro fatto finora nella struttura, dove, aggiunge, la situazione è ben gestita e monitorata, al punto che non ci sono mai stati problemi o proteste. Al momento, secondo i numeri della prefettura, sono 400 i migranti ospitati, numero dimezzato, sottolinea il sindaco. Continuano a preoccupare perché i numeri sono alti, per carità, io lo dico da sempre, 400 in ogni caso sono troppi, però insomma fino ad ora grandi problemi non ne abbiamo avuti. Quindi un episodio isolato, lei dice?
Mi auguro proprio di sì, perché so che l'attenzione è molto alta. Intanto i residenti che abitano vicino all'ex caserma Serena si sentono tutt'altro che tranquilli. Che dentro questo locale sia stata immagazzinata del materiale stupefacente è veramente deprimente e che mi addolora. Non è più una questione di percezione. Oggi non è una percezione, appunto, come ripeto, è subire questi atti che si stanno sempre più verificando a Treviso. E sull'episodio è intervenuto il candidato sindaco per il centrodestra a Treviso, Mario Conte, che parla di situazione non più accettabile e lancia alla prefettura l'idea di un patto sociale. È una situazione che noi non siamo più disposti ad accettare. Sapere che l'oggetto del contendere sia la droga e lo spaccio, con tutto il giro d'affari che ci gira attorno, questo è veramente paradossale e non più accettabile. Quello dell'accoglienza e della concentrazione di migranti nell'ex caserma è da sempre terreno di scontro tra centrodestra e centrosinistra, così come più in generale quello dell'immigrazione, legato a doppio filo alla sicurezza in città. L'episodio del 25enne nigeriano ferito a colpi di forbice da un 35enne senegalese con cui si contendeva 840 grammi di droga fa uscire allo scoperto il candidato Mario Conte su quello che la sua coalizione intende fare in caso di vittoria. Noi proporremo alla prefettura un patto sociale. Cioè, chi viene qui nel nostro territorio si adegua, oltre che alle leggi, deve adattarsi anche alla nostra cultura e alle nostre tradizioni. Diversamente per loro non c'è posto e non siamo più disposti ad accettare questa accoglienza senza alcuna regola e senza alcun controllo. Quindi batteremo i pugni anche sul tavolo con la prefettura e soprattutto incrementeremo i controlli a tappeto sia nel territorio che all'interno delle strutture ricettive. Più rigore nell'accoglienza e più controlli sul territorio, Conte è convinto di poter dare una scossa all'attuale sistema. È un cambio di mentalità. Chi viene qui è ben accetto, ma non può pensare di venire qui a delinquere o a mettersi nelle mani del racket dell'accattonaggio. Spaccio diffuso tra ex e attuali richiedenti asilo, come conferma l'importante operazione portata a termine dalla polizia locale di Treviso, che ha arrestato un grossista della droga che riforniva i pusher in centro città. 1,5 chili di marijuana, oltre 1.000 euro in contanti, bilancini di precisione e telefoni cellulari. Per la polizia locale di Treviso, quella condotta in un appartamento di San Liberale è l'operazione antidroga più consistente degli ultimi anni. In cella è finito un 21enne nigeriano disoccupato, a cui è stato già riconosciuto lo status di rifugiato. Un grossista della droga che cedeva decine di dosi a pusher, spesso suoi connazionali, che poi le piazzavano tra i giovani del centro città. Non è stato facile arrivare ad identificare la persona direttamente interessata. È un nigeriano di 21 anni, già in regola col permesso di soggiorno. Le generalità che inizialmente aveva fornite non erano corrette e alla luce degli accertamenti condotti dal nostro nucleo di investigazione siamo riusciti a identificare in maniera puntuale e precisa il soggetto. Quando il 21enne, sentitosi braccato, ha tentato di fuggire, è stato bloccato e con lui gli agenti sono entrati in casa. Oltre a della refurtiva, in denaro, bilancini di precisione, sacchetti già confezionati di sostanze stupefacenti e altro materiale, diciamo, interessante ai fini anche delle indagini che verranno ulteriormente condotte. Nelle vicinanze della sua azione è fermato un altro nigeriano, un richiedente asilo che era appena rifornito di 50 di fumo da spacciare. Il 21enne arrestato è incensurato, ha solo un precedente per spendita di banconote false. Non a caso tra i contanti sequestrati ci sono 10 banconote da 50 euro fasulle. 3 fratelli marocchini, 2 uomini e una donna residenti a Cornuda sono stati arrestati ieri dai carabinieri nel corso di un'operazione antidroga che ha portato al sequestro di oltre 100 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e 12.500 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Rocambolesche le fasi dell'arresto, con uno dei fratelli fuggito dalla finestra dell'appartamento dopo aver lanciato fuori un involucro con droga, bilancino e 6.000 euro. Gli altri 2 fratelli sono stati arrestati
portati nell'appartamento. Il fuggitivo è stato rintracciato 2 ore dopo ed arrestato, in quanto, pur essendo venuta meno la flagranza di reato, si è scoperto doveva scontare 1 anno e 6 mesi per una condanna definitiva per ricettazione e spaccio di stupefacenti. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida, al termine della quale i 2 fratelli arrestati in flagranza sono stati scarcerati e sottoposti all'obbligo di dimora nel comune di Cornuda. È ancora giallo sulle sorti del Moglianese, il cui cadavere è stato visto affiorare ieri mattina nelle acque della laguna di Venezia. Sentiamo. Continuano le indagini della polizia dopo il ritrovamento nelle acque della laguna in fondamenta San Girolamo del corpo di Stefano Carta, il 36enne mestrino che viveva a Mogliano Veneto con i genitori. Da 6 mesi lavorava nel nuovo albergo delle Zattere e martedì sera era uscito a cena con gli amici a Rialto. Una serata tranquilla, poi ha salutato ed è stato ritrovato morto la mattina seguente. Il medico legale non ha riscontrato segni di violenza sul corpo. Addosso Carta aveva sia il portafoglio che il cellulare, particolare che farebbe escludere l'ipotesi di una rapina finita male. Molte invece le altre al vaglio e per fugare ogni dubbio l'autorità giudiziaria potrebbe disporre l'autopsia. Sembra che il 36enne fosse un ottimo nuotatore, dunque viene difficile pensare che si sia trovato in difficoltà fino ad annegare, a meno che non abbia perso i sensi. Da chiarire anche il luogo del ritrovamento del cadavere, ad una certa distanza da Rialto e non verso Piazzale Roma, dove sarebbe invece dovuto passare Carta per rientrare a casa. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR del Lazio contro cui il governo aveva fatto ricorso nel maggio dello scorso anno. I 44 comuni della Marca che avevano fatto ricorso contro la ripartizione del Fondo Solidarietà relativo al 2015 hanno ottenuto definitivamente il riconoscimento del diritto al rimborso dei tagli indebitamente fatti dallo Stato a loro carico. Capofila dei comuni trevigiani è il comune di Conegliano, il più penalizzato nella Marca. Nel 2015 su 3.900.000 euro di IMU versati al Fondo di Solidarietà Nazionale ha recuperato sotto forma di trasferimenti statali appena 162.000 euro. Aver riunito le forze tra comuni virtuosi di un territorio storicamente penalizzato ha portato ad ottenere giustizia e risultati concreti, ha commentato Maria Rosa Barazza, presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Parliamo ora di violenza sulle donne. Potenziati a Mogliano i servizi offerti dallo sportello donna, in 9 mesi ben 74 le richieste d'aiuto. Prevalentemente italiane, relativamente giovani, tra i 30 e i 49 anni, spesso mamme separate o in procinto di separarsi dal coniuge. Sono le donne che nei 9 mesi d'apertura si sono rivolte allo sportello donna di Mogliano. 74 gli accessi al servizio gestito da una cooperativa in convenzione con i servizi sociali del comune. 20 le donne che sono state poi seguite dal centro. 11 di loro vivevano situazioni di violenza domestica, fisica, sessuale, psicologica ed economica. Purtroppo il trend di crescita della violenza di genere non risparmia nemmeno il territorio moglianese ed è per questo, ha commentato il sindaco Carola Arena, che l'anno scorso abbiamo deciso l'ampliamento del servizio svolto dallo sportello in modo da fornire un'ancora sicura alle donne che si trovano in difficoltà. In alcuni casi le donne vittime di violenza sono state accompagnate presso servizi del territorio a sostegno di momenti particolarmente delicati, quando ad esempio si è reso necessario l'allontanamento e la protezione. I servizi più richiesti sono stati quelli di consulenza legale sulla separazione, la gestione dei figli e delle relazioni con gli ex, ma anche il sostegno economico ed abitativo nell'aiutare queste donne a costruirsi una vita autonoma dopo la separazione. Lo sportello è aperto presso l'ex Scuola Media Rossi di Mogliano il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16:30 su appuntamento ed il mercoledì mattina dalle 9 alle 11:30 con accesso libero. Quanto guadagnano, o meglio quanto dichiarano i trevigiani? Sentiamo che cosa è emerso dallo studio realizzato dallo SPCGL di Treviso. Si va dai 128.000 euro dei lavoratori autonomi residenti a Monastier ai 23.700 di quelli residenti a Tarzo, per passare agli oltre 27.000 dei dipendenti di San Pietro di Feletto ai 17.300 di Moriago. Se la passano peggio i pensionati, con 20.800 euro a Treviso, fino ai 12.700 degli anziani residenti ancora una volta a fanalino di coda a Tarzo. È la fotografia dei redditi dichiarati dai trevigiani nel 2016, elaborata dallo SPCGL.
Dati che naturalmente vanno interpretati, basta un solo Paperone residente in un comune ad alzare non di poco la media, ma che comunque rilevano un costante leggero aumento dei redditi rispetto agli anni della crisi più nera. Discorso che vale soprattutto per i redditi dei lavoratori autonomi, molto meno per i dipendenti, per i quali, se non ci fosse stato il bonus degli 80 euro per 200.000, il reddito sarebbe calato di 800 euro l'anno. Quindi, senza quella manovra, i redditi del lavoro dipendente per questi 200.000 persone sarebbero addirittura diminuiti, perché nel frattempo sono aumentate le tasse locali. Una distribuzione della ricchezza o della povertà che varia per fasce di reddito. Il 38% dei trevigiani dichiara fino a 15.000 euro l'anno, oltre il 35% dai 15 ai 26.000, il 21% dai 26 ai 55.000, solo l'8% ha un reddito dichiarato di 120.000 euro. Dati che secondo la CGIL nascondono un'ampia sacca di redditi non dichiarati, di qui un appello del sindacato ad incrementare la lotta all'evasione. Attraverso controlli serrati che possono essere attivati dai comuni, tra l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e anche l'INPS. Abbiamo visto che i comuni che fanno accertamenti sulle tasse non pagate recuperano i soldi. Abbiamo visto che se poi questo accertamento viene fatto spiegando alle persone che le tasse vanno pagate senza fare il ricalcolo con ulteriori multe e tutto quello che ci va dietro, le persone piano piano si mettono in regola. Parliamo ora di turismo e boom di presenze e arrivi nella Marca trevigiana. Sentiamo. Nuovo record per il turismo veneto nel 2017, che ha registrato oltre 19 milioni di arrivi e 69 milioni di presenze, superando rispettivamente del 7,4 e del 5,8% il precedente primato del 2016. Questa è la dimostrazione che questa non è una crescita strutturale del sistema, quindi si sta lavorando tutti, pubblico e privato, per far sì che il turismo appunto sia una delle prime voci di entrata per quanto riguarda l'economia veneta. Numeri che assicurano al Veneto uno stabile primo posto a livello nazionale, con quasi il 30% di presenze in più rispetto al Trentino Alto Adige sul secondo gradino del podio. A trainare ancora una volta Venezia, dove gli arrivi sono cresciuti dell'8% e le presenze del 7,6%, ma i numeri sono positivi in tutti i settori e in tutti i territori. L'aumento medio del 6% è generalizzato, quindi tutte le destinazioni turistiche crescono, con un piccolo segno negativo soltanto di Belluno, ma legato ancora alla vecchia stagione del 2017 invernale, quindi a cavallo tra il 2016 e il 2017, legata anche alla mancanza di neve. Crescono invece oltre la media le mete meno tradizionali, come la Marca trevigiana, che guida la classifica delle province con un invidiabile più 12% sia negli arrivi che nelle presenze. È il risultato che ci rende più orgogliosi, spiega l'assessore regionale al turismo Federico Caner, per il lavoro di promozione fatto in questi anni verso nuove destinazioni e nuovi prodotti turistici al di fuori delle solite Venezia o Verona. Per esempio la provincia di Treviso, di Vicenza o l'area della Valpolicella legato al tema dell'enogastronomia e quindi del turismo esperienziale. Ecco, questi stanno crescendo in doppia cifra, quindi dal punto di vista percentuale vanno addirittura doppie rispetto alla media della crescita della regione. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Verde. Rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri TG. Continua la campagna di Antenna 3 a sostegno del comune di Castelfranco per il salvataggio della storica cinta muraria. In tanti state rispondendo all'appello di 2 euro per un mattone. Questa sera vi facciamo vedere una prima parte già restaurata con i fondi del comune. Questa alle spalle è la torre di nord-ovest che ha appena praticamente finito l'intervento di restauro, dovranno consegnarcela tra qualche settimana ed è appunto un intervento tipico di conservazione, non abbiamo voluto alterare quello che era l'aspetto della storia. Ecco come potrebbero diventare le mura di Castelfranco se tutti si impegnano anche con solo 2 euro a finanziare l'intervento di restauro. In questo caso la torre è stata non solo recuperata, ma con una struttura rispettosa del manufatto storico diventerà visitabile fino alla sua sommità. L'intervento è costato quanto? 700.000 euro. Sono stati naturalmente stanziati dal comune, dall'amministrazione attuale in carica e che naturalmente è un investimento non di poco conto nel bilancio delle casse comunali. Numeri che danno il senso di quanti soldi servono per recuperare tutte le mura castellane.
Una cifra enorme che diventa piccola se tutti coglieranno il senso civico di questo investimento. 2 euro perché l'abbiamo individuato contando le pietre. Di fatto il castello è composto da circa 3.750.000 pietre e il costo del restauro totale è di circa 7 milioni. Partecipare è molto semplice, basta fare un bonifico presso le casse comunali, il codice IBAN lo si vede in sovraimpressione, oppure presso l'amministrazione comunale basta recarsi in un qualsiasi ufficio ai messi comunali e che rilasciano ricevuta del versamento fatto. Presentazione questa mattina a Vittorio Veneto dell'esercitazione di protezione civile organizzata dal terzo raggruppamento Alpini, una sorta di prova generale della Dunata Triveneta delle Penne Nere fissata a metà giugno. Alpini in azione in questo fine settimana a Vittorio Veneto. 3 giorni di esercitazioni di protezione civile che coinvolgeranno 10 comuni del Mannamento vittoriese. È uno degli eventi in preparazione della sfilata Triveneta delle Penne Nere che Vittorio Veneto ospiterà dal 15 al 17 giugno. Arriveranno 1 migliaio di volontari della protezione civile del terzo raggruppamento, ovvero del Triveneto. Opereranno su 24 cantieri, mettendo in attività tutte le varie specializzazioni, che sono molte, e quindi creando anche ciò che poi resterà come opera definitiva, oltre all'esercitazione, anche qualcosa di utile, di concreto per le comunità in cui noi viviamo, operiamo, nello spirito con il quale appunto ci proponiamo. Da venerdì mattina al via quindi la Triveneta del centenario con operazioni di ogni tipo a dimostrazione di come gli alpini si preparino sempre ad ogni evenienza. Salvamento fluviale, cinofili, antincendio boschivo, alpinistica, idrogeologico, TLC e droni. Damiani a Cordignano, passando da Tarso e Colle Umberto, 3 giorni di interventi a difesa delle comunità, con 24 cantieri dove gli alpini come sempre lasceranno il segno, pulendo gli alvei dei fiumi, mettendo in sicurezza rampe e costoni, ma anche formando gli uomini e le donne di domani. Ci saranno circa 300 alunni che parteciperanno all'attività dei volontari su 3 cantieri legati alla formazione e addestramento. Si chiama La Coccinella ed è lo straordinario racconto pieno di forza ed energia di Mauro Benetton, che convive con la SLA ma non ha rinunciato ad apprezzare la bellezza della vita. Un libro scritto con Francesco Dal Poz che verrà presentato questa sera alla libreria Canova di Treviso a partire dalle 21 dall'autore e da Mirella Tuzzato. Siamo alla fine di questa edizione, vi ricordo subito dopo i TG torna 20:10, questa sera si parlerà di incidenti sul lavoro con Silvana Fanelli della CGIL di Venezia e Marco Parisotto, direttore commerciale di Lavi Trevigiana. L'appuntamento quindi come sempre è alle 20:10. Ed è proprio tutto per questa edizione, ci salutiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Ancora qualche occasionale fenomeno, ma il tempo tende a migliorare decisamente col passare delle ore. Sul Veneto qualche pioggia generalmente debole sarà possibile, specie al mattino, sui settori più occidentali della nostra regione, ma migliorerà presto. Ampio soleggiamento altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Le temperature minime si attesteranno tra i 6 e gli 11 gradi, i valori massimi invece saranno compresi tra 14 e 18 gradi. Tempo lievemente instabile sul Friuli Venezia Giulia, dove permarrà qualche precipitazione anche temporalesca, più probabile peraltro al mattino e al pomeriggio. Più soleggiato invece sul Triestino, fenomeni in cessazione entro la serata. Temperature minime comprese tra 9 e 11 gradi, valori massimi invece tra 14 e 19 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qui il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con occasionali piovaschi al mattino, ma migliorerà col passare delle ore. Ampio soleggiamento con cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove.
Le temperature minime saranno comprese tra 6 e 9 gradi. I valori massimi invece saranno oscillanti tra 13 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.